Nel mirino di Cosa Nostra, nei confronti di Renato Di Natale, da anni capo della procura di Agrigento, ci sarebbe un progetto di attentato, datato di almeno un paio di anni, ma che solo in queste ore è venuto alla luce. Secondo quanto emerso, ci sarebbe una sorta di mutuo soccorso tra le cosche di Palermo e Gela. A svelarlo i servizi segreti che avrebbero intercettato un accordo tra la mafia palermitana e quella gelese. Il clan Emanuello, secondo questo patto, avrebbe colpito a Palermo, eliminando Silvana Saguto, presidente della sezione misure e prevenzione del Tribunale di Palermo, quella che in pratica decide sui sequestri e sulle confische dei patrimoni dei mafiosi. I palermitani a loro volta avrebbero colpito ad Agrigento per uccidere Renato Di Natale, per anni in servizio al Tribunale di Caltanissetta come giudice e magistrato. Come giudice, peraltro, Di Natale inflisse condanne severe a Domenico Pace e Paolo Amico, due dei killer di Rosario Livatino. Ma soprattutto Di Natale fu a capo del pool per la cattura di Daniele Emanuello, il boss ucciso nel 2007 durante un conflitto a fuoco con la polizia. L'eliminazione di Di Natale sarebbe stata una vendetta, mentre quella della Saguto un atto preventivo per bloccare l'aggressione ai patrimoni che stanno mettendo in ginocchio le cosche. Da parte sua il procuratore Di Natale conferma il piano di morte nei suoi confronti, datato nel tempo. È una notizia probabilmente risalente del tempo, che fa riferimento ad un'attività di mutuo soccorso tra la mafia gelese e quella palermitana per consumare delle azioni cruente in danno di una collega palermitana ed è sottoscritto. E comunque prendo atto del contenuto di questa notizia e null'altro da dire in proposito. La spaventa, la preoccupa oppure è solamente un declamo? Per chi come me 40 anni che percorre le vie giudiziarie e che ha trattato vicende di grande spessore criminale, sicuramente non si lascia intimorire da notizie di questo genere.